Una rivoluzione chiamata Super Green Pass. La certificazione verde speciale viene introdotta dal 6 dicembre e si ottiene solo con vaccinazione o guarigione da Covid. Avrà una validità di 9 mesi. È questo il primo grande provvedimento con cui il Consiglio dei Ministri alza il livello di sicurezza per arginare la crescita dei contagi. Non possiamo rischiare chiusure totali come è avvenuto nel 2020. Oggi il San Bortolo di Vicenza è il primo in Veneto, dopo l'azienda ospedaliera di Padova, per numero di ricoveri, con 39 pazienti in area non critica e 4 in terapia intensiva. È necessario prendere provvedimenti per bloccare il dilagare della pandemia. Si sta tentando di lavorare in prevenzione, insomma i numeri sono tutti in aumento e quindi si vorrebbe cercare di prevenire le chiusure, prevenire quindi di rovinare il Natale, di salvaguardare la stagione turistica, invernale, sciistica, e le misure insomma di questo decreto vanno un po' in questa direzione. L'altra grande novità che arriva dal governo è che le zone gialle e arancioni chiuderanno meno di prima, con limitazioni più blande per chi ha il Super Green Pass, obbligatorio anche in zona bianca, per partecipare a spettacoli, cerimonie pubbliche, eventi sportivi, per entrare nei bar e nei ristoranti al chiuso, così come nelle discoteche. Evitando le chiusure di queste strutture attenuiamo anche il danno economico che è la conseguenza evidentemente di una situazione pandemica che ci trasciniamo ormai da 20 mesi. Dal 6 dicembre per entrare negli alberghi, negli spogliatoi delle attività sportive, per salire sui treni regionali e sugli autobus locali bisognerà avere il Green Pass, non il Super Green Pass, ma quello normale. Questo richiederà una riorganizzazione del trasporto pubblico. Sui trasporti pubblici non sarà semplice la gestione dei controlli rispetto al Green Pass, quindi stiamo lavorando con SVT per capire come poterlo fare senza creare disagio all'utenza, senza creare ritardi nelle corse, e quindi nelle prossime ore ci saranno degli incontri proprio per attuare anche questa misura. Niente Green Pass per gli under 12. Più in generale, le mascherine continueranno a non essere obbligatorie in zona bianca, ma su questo punto alcuni sindaci sono pronti a intervenire. A Vicenza, Francesco Rucco vuole firmare un'ordinanza. L'ordinanza che stiamo studiando in queste ore riguarda soprattutto la parte del centro storico e le zone di Campomarzo dove ci saranno i mercatini. Stiamo valutando se fare un provvedimento che riguardi tutto il centro storico o solo le vie interessate dalla strada, ma evidentemente con la crescita dei contagi sarà verosimile un'estensione a tutto il centro storico, quindi l'utilizzo all'aperto delle mascherine.